Buongiorno Italia, ti presento un passato di verdura carico del mio pesto di aglio, olio e prezzemolo e il basilico. Lo faccio in padella e non al microonde perché ho letto uno studio delle cose che non vanno in microonde. Incredibilmente c'è solo le verdure a foglia verde che sono altamente, come si dice, come che si dice? Vabbè, insomma, che fanno bene, sono a parte alcalinizzanti, ma sono tipo che ti purificano. Adesso non mi viene il termine perché di sì. Contemporaneamente però se vengono scaldate nel microonde le proprietà diventano cancerogene, cioè per assurdo. Allora io me le scaldo sempre in padella, non più nel microonde. Sai che guardando questa bellissima pista, non forse l'hai vista nel video precedente, mi viene da pensare una frase che disse un mio vecchio titolare, che tra fare una roba fatta col culo e fare una roba fatta bene, cioè tra fare una roba fatta male e fare una roba fatta bene, certo che c'è differenza di fatica, ma non proprio così tanta. Quindi anche qua alla fine, cioè un fiato di cemento, però ragazzi, tra buttare un fiato di cemento a modo di marciapiede e buttare un fiato di cemento per fare sto capolavoro che i bambini e i bambinoni come me si divertono, in passa di acqua, Ragazzo, buongiorno, voglio insegnarti, questa volta veramente te lo insegno, un trucchetto per risparmiare soldi quando hai a che fare con dei professionisti, tipo me delle partite IVA, no? Ok, allora, quando tu dici a una partita IVA un professionista, non un dipendente, ok? Il giorno tot ti mando tot soldi, oppure il giorno tot ti chiamo. Questo qui si riserva del tempo, dello spazio, eccetera, eccetera, organizza, okay, il suo sistema di lavoro per essere disponibile o controllare, eseguire un'operazione di controllo quella determinata ora, quella determinato giorno. Se ciò non accade, gli duplichi questo lavoro, il tempo di questo lavoro. Cosa succede? A parte che perdi tempo tu, perché poi vieni chiamato, richiamato, quindi devi rispondere, eccetera, eccetera, perdi tempo inutilmente. La seconda cosa, fai perdere tempo anche all'altra persona, la partita IVA, ma qui sta l'insegnamento che ti voglio dare. Non è che proprio gli fai perdere tempo, lo fai incazzare e lui poi quel tempo te lo mette in conto, quindi è anche abbastanza sciocco, insomma. Se sai che magari non riesci a rispondere quel giorno lì, di guarda, ci sentiamo fra 6 giorni, capito? Cioè, fa incazzare e rovinare anche l'economia il fatto che fai perdere tempo di continuo alla gente. Questa non è una bella cosa. Maremma impestata, ragazzo, sempre che piove. Sei nell'area camper di Butrio, guarda che carina, un po' isolata qui, guarda, col ruscelletto lì, il toronticello là, vedi? Vedi? È carina, c'hai carico e scarico, non c'è corrente, c'è il furgone di Van Life, c'è tutto, cazzo. Tavolo da picnic, bidone, sacchetti per i cani ovviamente vuoti perché che è sta roba. Guarda questo, sti te piace sta roba di Van Life, i 4x4, vedi tu? Ti te piace questi? Sti furgoni per andare in mezzo ai campi dappertutto. Dopo ripeto, ti trovi sempre in diarie camper, però li è fatti per andare a parcheggiare in ti campi. Bello ragazzi, l'acqua è funzionante, il rubinetto funziona, lì ce n'è un altro, però guarda che bello, altre tavole da picnic, il campo da basket per me. Giorno di pioggia, Sigano e Francesco incontrano un'area camper per caso. Col fresco. E qua piove. Che bella la pioggia. Oh ragazzi, io ora devo andare avanti e faccio una doccia e vado via. Comunque guarda che è proprio carina sta area camper, perché guarda, qua mi sono fatto una bella partita a basket e te la puoi fare anche tu, che ti scioglie un po' le contratture muscolari della schiena, che è una delle cose tipiche che abbiamo noi uomini moderni, che stiamo sempre seduti al computer, almeno la maggior parte di noi, quelli che lavorano in ufficio, e sono sempre stressati, quindi contratti, no? Rubinetti dappertutto, panchine dappertutto, bidoni all'immondizia dappertutto, dietro là ho visto una ciclabile, quindi proprio bello bello. Questo è Marco Caldogno, ma non temere che ce lo portiamo via. Quanto che amo il mio lavoro, veramente. Anche se sta cazzo di sedia, non so, a volte mi schiaccia proprio la schiena, fa male. Vabbè, boh, non so. Queste famose sedie svedesi, per carità, ho visto che cambia tantissimo in base all'inclinazione, poi dipende ovviamente anche dipende da troppe robe, capito? Uno mona come me, cioè facilitone, che cambia posizione continuo, porca miseria, rischia di farsi più male che altro, però guarda una roba di comodo, vedi? Che a parte che la incastro su quei due cosi che ho fatto, ma anche se non la incastro non mi va in giro per il camper. Guarda, gli ho messo questi, vedi? Mi tiene pulito il pavimento lì sotto,
Difatti dopo qua passa con l'aspirapolvere tutta la polvere e non va in giro. In più scusa, ma io che sono un esteta, cioè guarda, è lo stesso colore della scrivania, ci sta in pandan perfetto, anche se non è turchese lì potrei rifarlo, ma sinceramente, fermo turchese, quasi quasi. Oh, ora sono su un genio, nuova modalità di asciugamento asciugamani anti-zingaraggio, apri fuori alla finestra, fa brutto da vedere, e poi così ti becchi sempre comunque il sole. Dai che è venerdì! Sta maglietta che ho fatto a me! Com'è il tuo gin tonic, Giacomino? Buono! È buono? Ti gira un po' la testa? Ah? Un po'. Un po', il gin tonic è così. E com'era la tua liquirizia, Giacomo? Molto Era buona. buona? Ah. Aspetta che ne ordino un'altra metà. Un'altra ancora? Madonna, ma quanto sei? Sei già 4 liquirizie. E com'è il tuo marito, Giacomo? Buono. È buono? Appena preso. Appena preso? Ma ti fa girare la testa anche quello? Ah, sti amareti. C'è tutta questa storia però che ti spiano la voce per crearti le inserzioni personalizzate, però dà un po' fastidio. Sì, can del porco mino, posso trovarmi sempre santini e madonne del continuo. Dio van life. Aspetta amore, perché ho sempre voluto una ragazza che cambiava. Cos'è che hai cambiato oggi? L'indirizzo IP. Ah, che bello. Venerdì mattina chiudo l'ufficio. Ma se non ho voglia, se non ho l'estro creativo e la voglia, chi me lo fa fare? A volte, vedi, questo ovviamente è rivolto a chi fa un lavoro come il mio, prendersi una pausa, adesso è venerdì voglio dire, quindi un giorno di ponte, anzi 2 perché sarà anche lunedì a festa del lavoro, vabbè, se questi dettagli si notaia, fa sì che poi quando riprendi a lavorare puoi produrre anche il triplo o il quadruplo, ok? Questa cosa si è sperimentata più volte in vari posti di lavoro, hanno fatto vari, ma lascia stare i test e i studi che hanno fatto gli altri, ti ascolta il singano che ti dice cosa ha provato sulla sua pelle. A volte quando sei giù eccetera è inutile sprecare la propria vita a lavorare, che tanto non concludi un cazzo, cioè nel senso 8 ore di lavoro per produrre quello che faresti un'ora per esempio, no? Quindi vado a fare le mie cose, a riposarmi, a divertirmi, poi quando sono carico in 8 ore produco come 80 ore. Memo, ora sto da ora, riprovo a registrare a 30 fps, anche se mi sembra tipo più scattoso. Boh. Marghettina velocissima. No dai, sta roba, sto CL2. Cos'è il CL2? Il CL2 è sta lampada da campeggio che è simpatica, è la Clarus. Anche l'ABS è buono. 10.400 mAh. E se tanti? Sotto all'attacco da trepiede. E quindi devo ancora capire. Luce calda, 1, 2, 3. Luce fredda. Che forte. La vediamo al buio. Link in descrizione. Alla fine io non prendo mai niente per queste cose, quindi non sono neanche proprio tanto marchette, però ogni tanto sono cose che mi incuriosiscono, poi le regalo, non c'è quasi niente che mi tengo. La puoi usare così? Così? Così no, perché è tutto chiuso. Al massimo ti usi a torcia davanti. No, aspetta che poi devo partire e non ho voglia di portarmi dietro peso. C'è ancora luce, bisognerebbe chiudere davanti. Non capisco perché dico sempre sia le recensioni che poi non ho voglia di farle, non ho voglia proprio. Ma proprio zero, niente. Sufficientemente buio, considera l'inquinamento atmosferico del moonlight e tutto quanto, il moonlight è il chiaro di luna, no? Quindi tac 1, tac 2 e tac 3 e lo picco tipo qua, ok? No, te lo picco su. Guarda che prove del cazzo che fa su che mi... Boh, gliela regalo a Giacomo, ma siccome fra un po' è il suo compleanno gliela aggiungo ai regali che gli ho fatto per il compleanno. Bici rubate e abbandonate, ok, alla fine ovviamente io non è che riprendo sempre tutta la mia vita, però il CP lo vedo un paio di volte alla settimana, non è che ci siamo separati, diciamo, è nella mia vecchia casa, qui con i nonni, con la nonna. Un regalino per Singano. Mi vedi un po' sbattuto e smonato, indovina il perché. Oh,
alle 3 di notte ha chiamato tra virgolette un call center, ossia quelle segreterie che partono da sole. Puttana miseria, da quando hanno inventato quella cosa, cos'era, il garante della privacy, non lo so, che mi sono iscritto, sono aumentati un casino le chiamate di spam. C'era Eros Ramazzotti che è in tour a Jesolo. Ciao Eros, salut! Nata ai bordi di periferia, dove i tram non vanno avanti più, dove l'aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Quanta gente giovane va via a cercare più di quel che ha, forse perché i pugni presi a nessuno li ha mai resi e dentro fanno male ancora di più. Ed ho imparato che nella vita nessuno mai ci dà di più, ma quanto fiato, quanta salita, andare avanti senza voltarsi mai. E ci sei amici miei che sono ancora là, e ci si trova sempre più soli a questa età, non sai, ma quante corse, ma quanti voli, andare avanti senza arrivare mai. E ci sei adesso tu, al centro dei pensieri miei, la parte interna dei respiri. Tu sarai la volontà che non si limita, che per me sei già una rivincita. Adesso sai chi è quell'uomo che c'è in me. Ai bordi di periferia, dove non ci torno quasi più, resta il vento che ho lasciato come un treno già passato. Oggi che mi sei accanto
oggi che ci sei, soltanto oggi che ci sei, adesso